Luce oltre la crisi, il Veneto cresce, la politica tradisce. Il primo trimestre del 2014 porta segni positivi. A nord-est la produzione registra un incremento del 3,3%. L'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera di Unioncamere del Veneto è la conferma che sul binario dell'economia c'è un rapido che sta uscendo dal tunnel e il treno Italia e la locomotiva che tira si chiama ancora Veneto. Quando poi escono i dati del PIL come l'altro giorno, meno 0,1, crollano le borse, aumenta lo spread e questa regione che continua a lavorare e avere i segni in più subisce questo trauma. Quindi la responsabilità maggiore sarà la politica, l'amministratore condominiale del Condominio Italia. A nord-est le grandi imprese crescono del 3,9%, i beni intermedi segnano un più 4,6%, mentre i mezzi di trasporto un più 9,3%, tutte indicazioni che significano una cosa sola, che la locomotiva Veneto vede la luce, eppure il resto del treno è ancora nel tunnel della crisi con alcuni vagoni che frenano la corsa. La dinamicità, la voglia di fare dell'impresa, dell'imprenditore, la voglia di uscire da questa crisi è in qualche modo annegata nel mare magnum della confusione generale di questo paese. Bisogna assolutamente trovare risposte, riforme, altrimenti rischieremo di non farcela nei prossimi anni. Insomma, il Veneto cresce mentre la politica tradisce. Il governo non sta al passo con l'economia e non risponde in termini di riforme. Oggi però, con le elezioni europee alle porte, l'Italia ha un'altra chance, quella di contare di più e meglio a livello internazionale, quella di sfruttare di più e meglio i fondi che l'Unione mette a disposizione degli Stati membri. E noi ricordiamoci che nella legislatura passata, il 90% di finanziamenti diretti in Italia per incapacità degli italiani sono stati poi assorbiti dall'Olanda, che era fuori dagli uffici, che aspettavano che i nostri progetti non passassero e li portavano a casa loro. Una foto scattata con il grandangolo sull'Europa che verrà, poi una zoomata su Padova dove la corsa per la poltrona di sindaco è sempre più accesa, ma il tema è in scala sempre lo stesso, bisogna intercettare gli investimenti, bisogna riprogettare le zone industriali, bisogna sciogliere il nodo del lavoro, insomma bisogna guardare al futuro. Solo così ci potremo lasciare il tunnel della crisi davvero alle spalle. I grandi temi sono soprattutto l'occupazione, quindi riportare a Padova investimento. Pensiamo alla banda larga, pensiamo ai giovani, pensiamo alla smart city, pensiamo a cose molto più, come dire, sì, poco interessanti in campagna elettorale, ma di grande effetto nei prossimi anni.